Domenica prossima in provincia di Belluno, oltre che nel capoluogo, si vota in altri 11 comuni per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. A Feltre, città che assieme a Belluno ha più di 15.000 abitanti, se il candidato più votato non supererà la soglia di consensi pari al 50% più 1, si dovrà ricorrere al ballottaggio fissato per domenica 26 giugno. In campo, rigorosamente in ordine alfabetico, ci sono Nadia Forlin con la Civica Feltrini Andiamo, Viviana Fusaro per il centrodestra, l'outsider Paolo Serrangeli sostenuto da una lista anarchica e l'assessore uscente Adis Zatta che ha l'appoggio della coalizione del centrosinistra. Altrettanti i candidati a Cortina d'Ampezzo, dove si sceglierà il sindaco che accompagnerà l'amministrazione all'appuntamento con le Olimpiadi invernali 2026. All'ombra delle tofane gli elettori potranno scegliere tra 4 liste civiche che vedono alla guida rispettivamente l'uscente Gian Pietro Ghedina, Gianluca Lorenzi, Roberto Pompanin e Roberta De Zanna. A Cortina il primo cittadino si eleggerà a maggioranza relativa al primo turno, così come ad Auronzo, dove l'uscente Tatiana Pais-Becker avrà come avversario il suo attuale vice Dario Vecellio Galeno. I cittadini di Cesio Maggiore, dove si ricandida senza avversari Carlo Zanella, e di Fonzaso, dove l'unico candidato è Cristian Pasa, avranno invece un sindaco a condizione che si rechi alle urne almeno il 40% più 1 degli aventi diritto al voto.